Ecco la situazione meteorologica. La nostra regione risulta interessata da correnti umide di matrice atlantica che portano molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Ma poi per domenica è attesa una nuova perturbazione in arrivo con piogge più intense nell'entroterra del Levante. Lunedì un rapido e definitivo miglioramento. Nel pomeriggio di oggi qualche debole pioggia o pioviggine sarà possibile nelle aree interne del Levante con schiarite sull'estremo imperiese e regolarmente nuvoloso altrove ma senza fenomeni significativi. Venti moderati da nord e locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa in progressiva attenuazione a Levante e sull'estremo ponente invece i venti sono deboli e variabili. Mare da mosso a poco mosso, temperature in contenuto aumento le massime soprattutto sul ponente entro comunque i 21 gradi. Per domani, sabato 1 novembre, i previsori della Limete si attendono ancora molte nubi su tutta la regione con schiarite soltanto sull'estremo imperiese. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di deboli piovaschi sul settore centrale in intensificazione poi durante la notte. Venti deboli da nord al mattino, da sud al pomeriggio, mare generalmente poco mosso e temperature in contenuto aumento nei valori massimi. E terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 2 novembre, maltempo sul settore centro-orientale con piogge e rovesci, maggiormente asciutto a ponente, venti forti meridionali e moto ondoso in aumento. Le temperature rimarranno sui valori attuali in sensibile calo durante la serata.